Sono qui con Federico Paltrinieri. Fede, è stata una partita dai due volti, no? Il primo tempo siete riusciti a contenere l'onda arancione di Valdagno, poi invece nel secondo tempo cosa è successo? Nel secondo tempo c'è stato un blackout, come avviene in molte partite. In quei pochi minuti perdiamo la concentrazione, perdiamo il focus della partita e Sì. niente. Che poi siete anche riusciti a raddrizzarla, cosa che non è successo spesso in questa stagione, in questa sfortunata stagione, insomma, con Pico che è ancora fermo al palo con 0 punti, però almeno a me è sembrato di vedere una squadra comunque che ha cercato in tutti i modi possibili di dire la sua anche qui al Pallalido. Magari primo tempo una partita molto difensiva, però insomma nel secondo tempo avete cercato comunque di scardinare la difesa di Valdagno, no? Sì, certo, abbiamo avuto molte occasioni perché ce ne sono state diverse, però non siamo riusciti a metterle dentro, tranne il rigore. Ovviamente il primo tempo è stato molto più intenso a livello di quantità e qualità, però magari anche aver dato tutto nel primo tempo, nel secondo ci ha fatto perdere la partita. D'accordo, ti ringrazio. Grazie.